pubblicitario, lo mettiamo dentro. Allora, eccoci qua, Sì, siamo rientrati sì, in sì, studio. tranquillo. Adesso parleremo anche di tasse, di bilanci e di quant'altro. Abbiamo il signor Francesconi in linea, facciamo parlare, purtroppo ci sono tante altre telefonate in coda, dico già che non riusciremo a chiamarvi tutti e a farvi parlare. Signor Francesconi, buonasera, lei chiama da dove? Da Venezia. Prego. Venezia centro. Io abito alle Usie, cioè nella parte più veneziana penso che sia. Prego. E mi farebbe piacere poter parlare in diretta. Siamo in diretta. Ho tantissime cose da dire. Prego, siamo già in diretta, può parlare tranquillamente. Voi avete già commentato e che io avevo una risposta, avrei preferito avere una risposta in diretta e volevo anche darvi dei suggerimenti. Allora, noi stiamo parlando dell'agonia della civiltà e che Venezia siamo presi male. Allora abbiamo un sindaco, abbiamo le bricole di Venezia che sono tutte quante rotte e nessuno si interessa a metterle a posto. Abbiamo avete parlato della maleducazione degli stranieri. Certo, dei turisti. Che questa non è colpa loro, ma bensì nostra, perché noi dobbiamo insegnargli come rispettare la nostra città. Se ci fosse la possibilità di dare delle multe e di mettere fuori dei manifesti dove dicono che devono rispettare la città, allora tutto cambierebbe. Primo. Seconda cosa, abbiamo problemi con i vaporetti. I vaporetti sono stracarichi, gli stranieri non sanno dove mettere la roba. Ci vorrebbe un vaporetto, come c'era stato fatto in precedenza, solo esclusivamente per i turisti. Basterebbe un vaporetto ogni mezz'ora solo per i turisti, così loro con le loro valigie fanno tutte le loro fermate. Certo. E lì già si risolverebbe moltissimo il problema dei trasporti, il disagio che possono avere i veneziani per montare i vaporetti. Poi parliamo del ponte, avete parlato, mi dispiace perché saltando da una parte all'altra si parlava anche del ponte di Rialto, come si faceva rimanere in piedi, certo. E noi se la storia vera del ponte di Rialto lo sappiamo, che se non c'erano le casette sopra il ponte crollava. Stiamo parlando del ponte di Calatrava. Se io fossi stato in diretta e potevo parlare, a dare risposta a ognuno di voi, avrei dato delle determinazioni molto più precise, perché ci si trova un po' in difficoltà a dover esprimere delle cose che sono state dette e non si possono ricordare tutte. Si parlava Certo. degli abusivi. Andiamo in piazza San Marco, ci sono i vigili che non si vedono o non ci sono, dove ci sono i turisti, gli stranieri che lanciano questi famosi dadetti colorati in alto, danno strane ai colombi dove è proibito darlo, e tutto è concesso. I vigili vedono, vengono informati e loro ci dicono che anche se loro li prendono, all'indomani stanno rifacendo le stesse cose. Perciò ci troviamo le bancherelle, altro cruccio di Venezia. Le bancherelle sono fatte di 2 metri per 1 metro di larghezza, appendono tutto quanto intorno e le bancherelle non sono più di 2 metri, ma diventano di 4 metri, sono in mezzo alla strada, dove adesso i proprietari delle vecchie bancherelle sono tutti quanti in Thailandia, e sono state ripassate quelle licenze a gente extracomunitari o comunitari, che però non è giusto che devono occupare il nostro suolo e fanno di Venezia quello che vogliono. Benissimo. Bene, grazie al signor Francesconi. Allora, io dico, il sindaco dovrebbe mettere delle... Prego, concluda. No, perché sento che ecco, allora il sindaco dovrebbe mettere delle ordinanze. Mi dà l'impressione che però non dia ordinanze. Le ordinanze il sindaco o ha paura di metterle fuori perché altrimenti le prende, o altrimenti se lui non emette ordinanze nessuno le rispetta nella nostra città. Certo. E io Signor Francesconi, ho 73 anni e vedo che ci sono delle cose terribili come quelle
non so, per Venezia è costruita sopra la creta. A Venezia non si usa più la creta. Perché non si usa più la creta? Ha 1000 anni la chiesa di San Marco. Abbiamo la creta sotto, siamo nati sopra le palafitti e sopra la creta. Signor Francescone, la devo interrompere, abbia pazienza. Siamo in chiusura di trasmissione, volevo far intervenire, abbiamo anche un'altra signora in attesa di parlare. Allora abbiamo la signora Yolanda adesso. Buonasera signora Yolanda, lei chiama da dove? Da Venezia, ovviamente. Prego, ho dovuto interrompere il suo concittadino, ma d'altronde altrimenti non si riusciva a parlare tutti. Prego. Sì. Quindi io ho sentito, io non sono in collegamento da molto tempo, però praticamente sono stata ad ascoltare abbastanza, che tutti parlano bene, però penso che ognuno razzola male. A parole siamo tutti bravi. Allora io direi che la cosa più importante per Venezia ci vorrebbe una buona organizzazione, cosa che non c'è. Io ho 80 anni, sono vissuta a Rialto per 24 anni, fin tanto che non mi sono sposata e stata fuori Venezia per 50 anni. Adesso sono rientrata, non vi racconto e non vi dico la meraviglia e veramente il malessere che ho provato a rientrare nella mia città, che ho tanto amato. No, io abitavo a Rialto, vi dirò che ho imparato a nuotare in Canal Grande, quindi a quei tempi l'acqua era trasparente, si vedevano i granchietti, si vedevano le anguè, non so quel che va. E fatto sta. E la pescheria, la famosa pescheria, inutile che è fatta così col braccino, perché tanto con le sue chiacchierate ha solo annoiato la gente, gli ascoltatori. Allora invece pensate un po' a come è stata ridotta la pescheria, che adesso alla sera è piena di pantegane e che i banchetti sono pieni di rifiuti e di schifezze e nessuno si dà da fare a mandar via tutte quelle persone e a ripulire tutte quelle cassette, quelle porcizie che quelli dei banchetti lasciano. Cominciate da lì, cominciate dalle grosse multe, cominciate a far rispettare la nostra città da quelli che hanno questi permessi di vivere, di abitare, di guadagnare lì. Quindi, benissimo. Vedete, cominciate da quelle, mettete un po' di vigili, non solo in alto Adesso, uniforme a viaggiare per signora Venezia, Yolanda, girare, adesso proviamo a poi risponderle, abbia pazienza. Vigili ne vedo pochi, sì. Rispondetemi pure che mi fa piacere. Grazie, buona serata. Prima di rispondere abbiamo ancora una telefonata, la signora Anna. Buonasera signora Anna. Pronto? Sì, prego, buonasera signora. Sì, lei chiama da dove? Da Astinea. Prego. Allora, le idee che state dicendo sono tutte vere e sono ottime, bisogna però attuarle, il che è un po' difficile, immagino. Io ho a che fare con dei turisti che a volte sono nella sanità io e vedo che a Venezia hanno un periodo di sosta molto breve di 5-6 ore perché sono tutti crocieristi. Allora noi dovremo cercare di aumentare la sosta dei turisti a Venezia, perché Venezia è una città bellissima, a parte che mi sto accorgendo che tutta l'Italia è bella, quindi io vedo che all'estero hanno pochissime cose e riescono a avere tutto e fare tutto, pieno di turisti. Qua abbiamo un'opera d'arte, quindi dobbiamo ampliare anche al di fuori di Venezia. Così il problema non è insito a Venezia centro, ma deviarlo in altre vie. Quindi creare delle attività, delle attrattive al di fuori, in modo che il turismo si espanda come... Certo, venga distribuito. Venga distribuito appunto in varie attrattive, anche turistiche, attrattive, adesso non so,
Certo, no, beh, ma è stata chiara nel concetto. Aveva qualcos'altro da dire, se no la salutiamo. No, basta. Benissimo, grazie. Adesso sentiamo comunque anche i nostri ospiti. Allora, qui le telefonate hanno inserito tutta una serie di altre argomentazioni, però mi pare che ci siano stati un paio di interventi nei quali chiedevano delle multe anche, cioè della serie chi sgarra è giusto che paghi, professor Casen. Certo. Quindi chiedeva anche all'amministrazione di avere un po' il polso un po' più rigido. E ci sono i soldi per pagare i vigili, perché i vigili si guadagnano tranquillamente il loro stipendio e anche di più. Ma quello che dicevo, parlava la signora dell'inquinamento. Allora, sono 35 milioni, mi pare, su milione più, milione meno, che vanno a Venezia, no? Perlomeno una giornata. Sì, di turisti, facciamo la media di mezzo litro di pipì a ciascuno, sono 18 milioni di litri all'anno che vanno dentro Canal Grande, la laguna di Venezia, perché è là che finisce, no? Cioè, parliamo solo di pipì, scusate, ma è una banalità. Invece vogliamo darci un taglio, vogliamo cercare di pensare in avanti. Ora è chiaro che non posso bloccare il turismo, perché in questo momento è essenziale anche questo turismo becero. Però devo fare un progetto come si fa in tutte le aziende, perché Venezia è un'azienda, è sempre stata trattata come azienda, perché a Venezia è nata la borsa, non è nata ad Amsterdam, è nata a Venezia, e il garante della borsa di Venezia era il Doge, no? Quando partivano le navi e tutti potevano investire il grosso piuttosto che il ducato, quando tornavano le navi venivano spartiti i guadagni. Questa era Venezia. Venezia ha inventato la catena di montaggio. Nella quarta crociata, in un anno Venezia ha costruito 400 navi, vuol dire una nave e mezzo al giorno. Una nave e mezza al giorno. In un anno hanno caricato tutti e sono andati poi a Bisanzio a fare un po' di danni, ma insomma si sono portati a casa i 4 famosi cavalli, ma questo fa parte della tradizione veneziana. A parte questo, quindi non possiamo pensare che questo turismo è inerte, così va bene, passeggiano, consumano il pavimento di Venezia. Non è questo, è tutto un insieme che non viene calcolato. Ma io non posso fermare Venezia perché giustamente il condoliere dice mica fasso, né posso dire all'albergatore domani mattina aspetta un paio di anni che poi riempirai, pagheranno di più. No, vada avanti così, ma devo avere un termine entro cui io inserisco un nuovo progetto, un nuovo programma e vogliamo coinvolgere la politica, perché finché ci parliamo addosso non andiamo da nessuna parte. Allora mettiamo a disposizione questa piccola televisione per poter fare un programma su Venezia e vediamo chi la spunta, perché se non si parla dei problemi in continuazione e costantemente, i problemi non esistono. Certo, Cantarutti. Sì, molto velocemente, tutti, vorrei lanciare una proposta, perché le lamentele le abbiamo fatte, sono sacrosante, vorrei provare a lanciare una proposta partendo da una bellissima iniziativa che Generazione 90 ha svolto i giorni scorsi, sabato scorso, per sensibilizzare sulla necessità di avere una Venezia per i residenti e non solo per i turisti. Meno turisti, più residenti vuol dire più negozi che ti vendono il latte piuttosto che il pane e tutto quello che serve a una città abitata e viva. Possiamo avere uno sviluppo alternativo al turismo, questo sviluppo può essere una città basata su nuove tecnologie, una università come Ca' Foscari tradizionalmente, ma anche lo UAV, che sia collegata e finalizzata non a produrre, a sfornare architetti che in questo momento di difficoltà faticano a trovare uno sbocco, ma a formare persone che vadano a svolgere quei lavori che oggi ancora non sappiamo che esistono. I 10 lavori più ricercati oggi non esistevano 10 anni fa, ce lo dicono le statistiche. Lanciamo di nuovo Venezia come un centro di cervelli e di cultura. Mancano i soldi, qualcuno dice. Bene, il residuo fiscale che il Veneto, io torno a dire che Venezia è la capitale del Veneto o dei Veneti, il residuo fiscale, cioè i soldi che ogni anno i Veneti pagano di tasse, dopo essersi pagati tutti i servizi, è di 20 miliardi all'anno, vuol dire 4.000 euro per ogni cittadino. A casa mia siamo in 4, in famiglia, 16.000 euro all'anno mi fanno fuori, lo Stato italiano mi fa fuori.
dopo aver pagato tutto quello che serve, in più devo pagare 16.000 euro. Mi fanno 30 anni che lavoro, mi hanno fatto fuori 2 appartamenti. I soldi ci sono, va riconquistata la consapevolezza che Venezia è la capitale di un popolo, è il luogo di destinazione di quelle che sono le idee ed è anche il luogo di destinazione dell'amore intero di un popolo. Volete dire che non ce la facciamo? Cominciamo a ragionare in termini diversi da quelli che diceva prima anche l'avvocato Cacciavillani, di chiedere a Roma il permesso anche per far transitare o meno le grandi navi. Riconquistiamo il nostro diritto di autodeterminazione. Abbiamo i soldi, abbiamo le capacità e abbiamo Venezia. Certo. Minotto, Daniele Minotto, allora c'era l'ultimo intervento, l'ultima signora che diceva cerchiamo di rendere un turismo più, come dire, più distribuito sul territorio, prendiamo Venezia come punto come fulcro, diciamo, ecco. Allora, sicuramente la signora ha ragione, è una posizione tra l'altro che come associazione noi sosteniamo e ovviamente diamo massima disponibilità al sindaco e all'amministrazione per poter collaborare sia con le nostre aziende che con le nostre competenze come associazione per trovare delle soluzioni a una situazione che fortunatamente non per 12 mesi l'anno, ma di sicuro è importante che venga fatta una politica di logistica della città, perché è vero che comunque tutti vorranno in un modo o nell'altro andare fino in piazza San Marco a vederla, se però iniziamo già a redistribuirli i punti di arrivo, per il problema è che oggi abbiamo solo 2 punti di ingresso alla città e quindi tutte quelle milioni di persone che arrivano da quel, è un unico getto che continua a lanciare persone. Se però si iniziano a spostare, si iniziano a delocalizzare su quelle zone che prima si citavano che sono più libere, come diceva anche l'assessore Mar, e da lì poi si spostano, iniziano già a cambiare i tempi, dove uno alla fine, il turista che va solo per vedere piazza San Marco mangia il panino, ci sta qualche minuto, cioè uno che va a vivere così in una città d'arte non è proprio per un amore d'arte che la va a vivere in quel modo, è impossibile, è perché è un atto dovuto dove ci andare, per magari ho fatto 1000-2000 chilometri e è come dire vado a Roma e non sono andato a vedere il Papa, è lo stesso principio. Quindi si tratta davvero di iniziare da queste cose, cercare, anche le precedenti amministrazioni avevano ragionato anche per cercare di portare quello che è un turismo di maggiore qualità, andarlo a prendere in giro per il mondo, però deve essere anche la città che sia in grado di garantire una qualità. Oggi si parla, non ci sono i vigili, però magari se iniziassero ad esserci anche tutte quelle persone che sono funzionari legati al comune, dell'azienda municipalizzata di trasporti, che avesse anche quell'immagine di pubblico ufficiale, di tornare ad avere una divisa, di avere comunque una dignità anche di tutti quelli che sono dei rappresentanti della città in quel momento. Chiaro. E quindi serve anche il disincentivare. No? Per me pensare che in piazza San Marco si possa andare in costume da bagno, una volta ci andavano i carabinieri in alto uniforme, non vedo, uno potrebbe fermare e dire no, non puoi entrare, come non si entra in chiesa se non si è vestiti in un certo modo. Certo. Però diventa anche più difficile abbassarsi i pantaloni e fare quello che abbiamo visto fare quest'estate. Certo. Cambiamo un po' di decoro, partiamo anche dalla città, da una cultura, e noi come operatori siamo disponibilissimi a collaborare in assoluto. Certo. Più organizzazione nella città, in centro storico, gondolieri che forse oggi in parte fanno il lavoro di cui stava parlando adesso. Esattamente, noi oltre che gondolieri facciamo un ufficio informazioni, quindi diamo qualunque tipo di informazione perché siamo gli unici là presenti, quindi no, perché siete identificabili più che altro. Esatto, no? quindi i turisti camminano, la prima persona che incontrano in ogni angolo siamo noi, vestiti da gondolieri, chiaramente ci vedono e ci chiedono informazioni: dove è l'hotel, dove è il ristorante, dove è questo, dove è quello. Quindi facciamo un doppio lavoro di volentieri, ma a un certo punto servirebbe una maggiore organizzazione. Certo, per forza. Servono appunto una sorveglianza di vigili che danno informazioni, controllano la città, controllano i maleducati, fanno tutto il lavoro che va fatto su una città che arrivano milioni di turisti, quindi ma voi siete in collegamento tra di voi comunque, avete un controllo forse in che senso? Tra di voi gondolieri, no? Certo, passate delle informazioni certo, per forza, però alla fine anche noi a un certo punto non possiamo fare niente. Quante volte io ho chiamato i vigili e non mi rispondevano, oppure quando rispondevano mi dicevano guarda non ci siamo, non abbiamo a disposizione barche,
cosa facciamo? E quindi la segnalazione andava persa. Quante ne ho fatte io? Cioè, ho parlato tantissime volte con il centralino per i VCompra che vanno addosso alle persone, che importunano le persone, che importunano i gondolieri. Tanto per dirne una, certo, anche voi, anche noi, perché dopo un certo punto devi confrontarti con loro, e quindi a un certo punto devi chiamare i vigili, perché se no Un'ultima cosa, invece, abbiamo visto molte immagini del Canal Grande, gondole che girano, ma è difficile oggi fare il gondoliere a Venezia, c'è un traffico impegnativo. Nel Canale Grande è ancora più difficile, dovrebbe essere più facile, visto che è grande il canale, però a questo punto è difficilissimo. Servirebbe una limitazione, anche direi una gestione diversa del traffico. Direi proprio di sì, ci sono i vaporetti, ogni 2 secondi ce n'è uno, e dopo i taxi, e dopo questo, dopo quello, e quindi è insostenibile. Dopo per forza, l'altra volta è successa la tragedia, che ci ricordiamo, e quindi siamo sempre là con quel discorso là. Lì bisognerebbe mettere mano, insomma, sarebbe importante. Quello è un problema abbastanza serio da affrontare, anche quello là del traffico acqueo, certo. Gianangelo Bellati. Siamo rimasti poco più di 50.000, però io sono lo stesso molto ottimista, perché vedo che questi che sono rimasti sono residenti, come diciamo noi, resistenti. Tantissime sono le iniziative. Li abbiamo sentiti stasera, hanno chiamato. Sono tantissime le iniziative che queste associazioni da Generazione 90, non cito tutte le associazioni, tutti stiamo lavorando, tutti, ognuno con un pezzettino, i residenti, i cosiddetti resistenti, stiamo lavorando insieme per resistere all'interno della nostra città, per non mollarla. Io credo che sia il fatto non tanto di denaro. Noi abbiamo capito, e ringrazio il dottor Casi anche perché possiamo fare delle valutazioni molto interessanti sulle risorse, che il Veneto perde, che Venezia perde. Solo Venezia, la parte centro storico, la città di Venezia, perde ogni anno 200 milioni di euro di residuo fiscale, cioè quella parte che viene generata di tasse nella città, ma che dalla città va via e non torna più, va verso la capitale. Questi soldi, se restassero, sarebbero una manna. Però la cosa che invece io vedo che mi dà più ottimismo è la gente, i giovani, tutte le fasce di età. C'è una voglia di rinascita, c'è una voglia di reagire a questa situazione in cui noi ci stiamo trovando, di cui ci sono tante componenti. C'è l'abuso sulla nostra città, c'è il fatto della devastazione della laguna, il problema delle alte maree connesse con gli scavi, il problema del motondoso, il problema di riuscire a vivere, di riuscire a poter avere le scuole, avere i negozi, avere i servizi. È tutto un insieme di cose che sta rigenerando, secondo me, questa popolazione che in questo momento vuole fare di tutto perché la città rimanga viva, perché senza la popolazione, come diceva poco fa qualcuno, non avremo neanche tutti questi vaporetti, tutti questi servizi, e viceversa se non abbiamo i turisti. Ma noi rimaniamo dell'idea, anche il referendum per esempio che viene richiesto, perché ci siano i 2 comuni di Venezia e di Mestre. Uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo, io sono d'accordo, ma non importa, l'importante è che ci sia questa volontà, la volontà di celebrare un referendum. Anche questa è una dimostrazione di vitalità da parte della città che dice io voglio reagire. Quindi è tutto un insieme di fattori. Forse siamo, dopo questi 50 anni di agonia, adesso forse abbiamo la Fenice che torna, che ritorna a nascere. Abbiamo aperto questa trasmissione proprio ascoltando i problemi di 50 anni fa e abbiamo visto che non si sono risolti, anche se oggi parliamo di numeri completamente diversi. Avvocato Cacciavillani, che futuro vede allora per Venezia? Bisognerebbe vedere i veneziani che futuro ci vogliono dare. A un certo punto siamo qua? No, ci siamo. Cercare soluzioni concrete, partendo dalle grandi navi. Problema terribile. Certo, ma di questo probabilmente insomma, ci vorrebbero trasmissioni e trasmissioni, ne abbiamo parlato, ma il problema non è ancora stato risolto assolutamente. Certo. A uno bisogna prenderli per mano, certo, e bisogna decidere. Certo. Ecco, sottolineo il pensiero del padre maestro Paolo Sarpi: l'autonomia si professa, non si rivendica. Smettete di parlarne e comportatevi da autonomi.
Professor Casen, allora, tanti veneziani che hanno telefonato, altri non abbiamo potuto ascoltarli, abbiamo sentito anche una voce dei giovani che la prossima volta ci ripromettiamo sicuramente di avere in studio anche i loro rappresentanti, questa generazione 90 che iniziano a manifestare, a scendere in piazza, quindi anche una manifestazione partecipata. Io 36 anni fa, ero un po' più giovane, assieme a Maurizio Scapparro e Donato Sartori abbiamo organizzato il primo Carnevale di Venezia. E nessuno ci credeva. Eravamo in studio di Donato Sartori perché Donato Sartori ha una tradizione di maschere, quindi certo, assieme a Maurizio Scapparro si pensava a qualcosa di nuovo per Venezia, no? E è venuto fuori sta cosa. Quando? 1980. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati in cima, abbiamo aperto virtualmente il campanile di San Marco. Siamo andati in cima al campanile di San Marco e assieme agli studenti dell'Università di Venezia abbiamo tirato giù dei veli, no? E abbiamo coperto tutta la piazza di San Marco con questo velo. E alla mattina all'alba, di notte naturalmente, alla mattina all'alba c'era stato questo velo che con un po' di nebbia alitava e si muoveva. Ed è venuta in Mondovisione, è venuta la RAI e poi la sera c'è stato il concerto. Questo è stato il primo Carnevale di Venezia e Triveneta era una delle autrici, no? Naturalmente nel 1980 le telecamere erano quello che erano, certo, quindi noi cosa abbiamo fatto? No? Perché non c'erano telecamere portatili come ci sono adesso, basta un telefonino, quindi abbiamo ripreso tutto con le cineprese. E abbiamo montato un film sul Carnevale di Venezia di quell'epoca. E da allora è bastato una scintilla, una scintilla. Oggi cos'è il Carnevale di Venezia? Tutto il mondo ne parla. Certo, certo. Bene, ci fermiamo qua. Grazie a Daniele Tiozzo, nostro gondoliere collezionista d'arte, grazie a Gianangelo Bellati, già candidato sindaco a Cafarsetti a Venezia, grazie all'avvocato Ivone Cacciavillani, grazie a Daniele Minotto dell'Associazione Veneziana Albergatori, grazie a Luca Azzano Cantaruti di Dipendenza Veneta, grazie all'editore come sempre che ci permette di andare in onda, è una cosa importantissima. Grazie anche ai tecnici in regia, a Claudio e a Marco, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, mi scuso con chi non ha potuto intervenire in diretta, la potrete fare la settimana prossima perché noi torniamo, TV7 Match, venerdì prossimo come sempre alle 21. Buon proseguimento di serata, buonanotte a tutti.